mi giovanotti in cerca di scambiare. A volte patrioti paroli a cristallo, un sogno cittadella, un voli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Allora, mi sentite? Bon, saluto a tutti. Dunque, oggi siamo qui per una piccola stonda in giro questa produzione qui che si chiama Ebubea di Genis Acritas. Bon, allora, di sicuro di Genis Acritas forse vi parla poco, perché chi non su di cominciare a lavorare in questo progetto mi parlava mica, manca a me. Dunque, di una produzione che è associata all'Università di Corsica e che è associata più particolarmente a cattedra Paul Valéry Esprit Méditerranéen, quando Françoise Graziani ne era responsabile. Dunque, questa cattedra che si interessava, posto che aveva Françoise Diari di Rada, a un mondo mediterraneo in generale, ha avuto un progetto, un momento dato, che si è chiamato progetto Calliope, e che incluía di sicuro dunque colloqui, incontri in giro a problematiche annante al Mediterraneo e un giorno è giunto qui il professore Paolo Odorico per parlare giusto appunto di un eroe che è conosciuto soprattutto in Grecia e che dunque è stato un eroe che a immagina è circolato assai dell'oralità da secoli e secoli e poi un giorno al XX secolo hanno scritto giusto appunto a Sogesta un'Ebubea, l'Ebubea di su famoso Digenis Acritas, vi spiegherà Dio che vuole dire suo nome. Dunque giunge Paolo Odorico, va a sua conferenza a Nantes Digenis, scopro dunque un libro, scopro un personaggio, mi piace assai di sicuro. E Françoise mi aveva domandato, non so che lo Junghi, so volia mettere in musica un passo o due così per fargli piacere al professore. Dunque, mi ha buttato tutto il libro, ma mi è piaciuta perché le bubee ci piacciono a noi. Sapete quando ben entrate in questo mondo dove la gente ha ancora magia, per via che su personaggio che è un tercano, un guerriero, lotta mica solo contro i nemici, ma di noi contro i dragoni, contro tutte le vere, tutte le bestie feroci, eccetera. Dunque, c'è questo aspetto qui che ci rimanda di noi alla nostra zidellina, a vola. Dunque, ecco, mi giungo dentro qui e poi più a Moghida e comincio a lavorare appena non ho 2 o 3 passi. Particolarmente il primo passo che è l'introito che si chiama le lodi e che introduce se bubea che cadaiunge. Dunque mi trovo a conferenza e poi dopo Françoise mi dice canta lì ciò che tu hai messo in musica, dunque canto così canticchiedio, appena le lodi la giovata appena psalmodia e appena canto un buligiado, infine, bon. E passa. Ma a Odorico gli piace assai. Era contento di vedere anche uso destro era messo un lume così con la musica e mi dice così bisogna proseguire, è magnifico. Bon, allora a me mi dice, sapete, a me basta poco, mi dice, sì, proseguiamo. E dunque ne parliamo con Françoise e tutto, e Françoise ha avuto l'idea di introdurre del progetto Calliope e produzione. Allora c'era questa produzione qui che era prevista dunque messa in musica di un passo in le bubea, io ho credo che c'è 12 bassi, e
dopo due altre produzioni, una in Pigna, Guesete Galere, e un'altra di Radante in Padilla. Ecco. E dunque lavoravamo tutti a produzione, diremo, due discografiche e una in Pigna video, dunque a registramento ma in live. E dunque il disco si vage, ma il disco di sicuro mi ha domandato un certo lavoro, mi ha domandato di già di via conoscenza di un testo storico, posto che io non conoscevo mica troppo sa storia di Bizanza, sa storia di non capivo mica perché i greci, su personaggio dei greci di assai conosciuto e ho visto di noi cercando su internet che ci sono assai canzoni non in greco, e io non lo conoscevo mica e per tutta la gente che non gira a me poco, ecco, dunque ho trovato a conoscenza di Serò e che mi è piaciuto assai, ho trovato un chiasso gonello. Dunque, se tu abbia appena un testo, posto che non conosci mica, penso. Allora, un testo qui siamo a poco presso all'11-12 secolo, quando un Mediterraneo, sapete, come sempre, un Mediterraneo ci sono lotte, ci sono lotte di potere, dunque su Digenis qui, in l'opera Digenis Acritas, lo die l'eroe che ha da permette di ristabilire un certo equilibrio. Così l'ho intesa io. Bon. Dopo, quando Bolidide le bubea, in dune bubea, si io ho ritenuto piuttosto la storia d'amore, perché chi, bon, mi è piaciuta la storia d'amore, biede qui di un Mediterraneo, in 565, dunque c'avete in un paese qui l'Illiria, mettiamo, a Dalmatia, a Thrace, Costantinopoli, ecco. Qui dunque Bizanza era aveva colonizzato Bizanza, una grande parte del Mediterraneo. E aveva Guidur, che aveva con l'Arabia, dunque erano assai presenti. E su personaggio qui, infatti, ha una particolarità, si chiama Digenis Acritas, perché Digenis, allora, parlo sotto il controllo dell'ellenista che è qui, Giacomo Dier, Digenis vuol dire due geni, due geni, due razze. Dunque, Digenis è figliolo di un emiro musulmano e di una cristiana nobile bizantina. Dunque, vede che simbolicamente è un bello personaggio, perché rappresenta, se diremo, parte di su Mediterraneo che si va a Genoa, ma che l'amore vince anche nanta tutto questo. Dunque, ello è figliolo di Stemiro, musulmano, figliolo di una bizantina cristiana, e in Deu di Genis a Vine sono tutti convertiti al cristianesimo. E uabo di Digenis e ello sono convertiti per amore. Dunque, è comunque un'opera pro-cristiana ortodossa. Ecco. Dunque, allora, versi duabi, qui badia lì di basso storico, perché non conosco mica alla mente. Dunque, situato su poema qui scritto in XII secolo, dunque, e che parla di Bizanza, di l'impero bizantino. Dunque, i ganti acriti, che sono di noi scritti in
un altro libro appiccicato a Digenis Acritas. Acritas vuole dire l'acrit, c'est quello di frontiere, di un limite. Dunque, e l'acriti erano isolati che curavano le frontiere. E si va, come sapete, è intruso nel suo corpo di isolati, d'acriti, come può entrare dentro un convento a Monaco. E dunque, ello dice, io sono una crita e avere una vita di solitudine a curare le frontiere e a curare a combattere i nemici e a combattere di noi i dragoni, i leoni e tutto questo, a proteggere un territorio. Dunque una vita proprio di solitudine, ma vedremo dopo che l'amore s'adaffaca e che questa vita di erranza e di solitudine s'adapporta in quasi modo. Dunque, allora, i nemici di Bizantini nelle frontiere orientali non sono mica i turchi, come era stato il caso a Sina nel 1050, ma qui sono gli arabi. L'arabi contro i quali Bizanza ha lodato di noi durante i secoli. Dunque, vede chi è vageno assai presente. Allora, questo poema ci presenta il percorso di Steroi ai confini orientali dell'impero, a frontiera di un mondo arabo, nanta e rive di Leuvrade. Non so mica se lo si vede qui, Leuvrade, ma Leuvrade di un fiume, che è assai conosciuto, ma Leuvrade simbolicamente rappresenta anche appena il paradiso, soprattutto nell'Islam. Ho visto che era su fiume, dire un fiume, c'est presque le fleuve des dieux. E biere de Inu, che in deu desto, che si trova in deu Digenis, quando li parlano di Leuvrade, è proprio un paradiso. Ci sono la geli splendoranti, ci sono i fiori, ci sono e quando c'è tutto per essere. O genome ad Andusi. Allora, Basilio a Crita, dunque o Digenis si chiama Basilio, di suo nome, di suo personaggio, dunque, che è un personaggio, infatti la sua iscrizione è quella di un personaggio bello, grande, forte, un eroe come gli ci piace, no? E quando voglio dire questo, così di una idea, e io mi sono appena innamorata di Digenis, a balèze oggi. Ecco, allora, dunque, sapete che se vuole qui e buemo paragonare a quelle di Roland de Roncevaux, a quella di Alexandre le Grand, a quella di Gauvin, eccetera. Dunque, e bubie. E si ne trova oggi parecchie traduzioni. Dunque, la traduzione nella quale mi sono arrivata io è la traduzione italiana di Paolo Dorigo, perché all'inizio è scritto in greco anziano. Dunque, io ho lavorato a partire dall'italiano. Dunque, ho messo in musica 12 pezzi e se volete in un libro è dunque un grande poema, tutto scritto in versi, dirà di sicuro cantato, posto che le bubbe erano cantate. Dunque, la prima parte di un libro conta la storia di Uabu, di Basilio, che è stemiro, e che ha di noi una storia che si assomiglia a quella di un violo, posto che Uabu, che è musulmano, ha da Rabi, una cristiana, e l'ha da sposa, ma è una storia d'amore. Allora,
il rapimento penso che era anche una tradizione in un Mediterraneo. Guardate che noi, quando no tempi va in Corsica, c'era sul rituale a scappetta, quando i parenti non erano mica da consento, si partia. L'uomo mettia a moglie a cavallo e partivano in pittura, posto che scappette sono durate. E poi c'è di noi sul rituale chi è assai più anziano di un matrimonio che facevano dunque quando si sposavano una da un paese e uno di l'altro, e un dia hanno ciò che li chiamavano a donna con i mugliacheri a cavallo con la famiglia, ecco, o marito, infine, o futuro sposo un dia da uso paese con i suoi amici parenti a cavallo, e qui giunti a frontiera, dunque al limite di paesi, simulavano una specie di lotta, e in fin di conto era un marito che pigliava a moglie e partiva. Dunque era un simbolo di rapimento di noi. Dunque vede che si rituali vecchi si ritrovano in tutto il Mediterraneo, e noi in Corsica ne siamo stati testimoni, allora abbiamo iscritti e testimonianze che ce ne parlano. Dunque, allora, dunque, su primo basso conta su matrimonio di parenti. Dunque, passeremo nota qui. E il violo, infatti, dava appena poco presso alla stessa storia che Uabu, posto che di noi, si è innamorato di una zidella giovanissima e che l'ha da Rabbi. E in fin di conto, questa zidella si è innamorata di uso rapidore e ha dato tutto per portare a pace tra le famiglie. Dunque, ecco che ma entrava appena nel soggetto di produzione, ma guardo sono miso scordata di qualcosa. Voglio dire che ci sono parecchie traduzioni e parecchie versioni di noi, di su di Genis, posto che si trovano le versioni e a fine non finisce mica sempre alla stessa maniera. Qui, della versione che ho letto io, dunque, finisco con a morte di Lacrita, posto che lui si muore, ma a sua moglie usevida a morte, a volontà di sevida, onde a morte e domanda a Dio di biare anche a ella e si muore no dramindui. E poi ci sono due versioni in cui Eudigenis tomba a moglie. Dunque, vede che suo personaggio è ambiguo, suo personaggio può essere luminoso, ma può essere di nuovo assai violento, perché quando gli dice tutto, quando gli fanno una descrizione di elote, c'è assai sangue, assai violenza, assai dunque c'è assai di nuovo razzia, entrano dei paesi, tombano, pigliano, vagano, come dei film. Ecco. Ma sta viura, dunque, di Eudigenis è appena vista come una specie di salvatore, di ubobolo contro chi rigusa l'ingiustizia, che mette fuori le redighi, dunque quelli non credono mica, e che valorizza di noi l'ortodossi, posto che lui si è convertito di noi. E dunque vede, anche così io, dopo il trattamento di un personaggio, l'ho trattato io appena come giù il sud, e ho fatto un simbolo di pace e di concorda tra i popoli, e un simbolo di equilibrio, un simbolo giusto appunto di pace in un Mediterraneo, eccetera. Non è mica sempre quello.
posto che all'epoca, quando gli scrivevano queste bube e guide, era giusto appunto per favorizzare la politica egli. Ecco, ma ho girato la fare appena come il sudoeo, perché mi piaceva fare così, e dunque suo personaggio diventa un bello simbolo di pace in un Mediterraneo e di equilibrio di noi. Dunque, e pezzi che compongono sa produzione, prima Elodie, dunque Elodie, le non è manco odorico chi l'ha scritto, non è manco, se volete, l'audore di l'Elodie, non è mica lo stesso odore che quello di Digenis. È un introito che ha fatto uno e non si sa quale, dunque, più di quello, Digenis, non si sa quale l'ha scritto, l'oralità, a canzone popolare che si esperta e poi dopo un momento là è stata scritta. Allora, ho cominciato con interessarmi a uabu di Basilio, l'Emiro, e ne faccio un canto. Dunque, canto l'Emiro che è di noi un personaggio assai luminoso, luminoso, allo e con può avere una ascendenza magnifica. Dunque la canzone l'Emiro e dopo si passa a storia di Digenis con le brudezze di la Crita, dunque quando lo decide di Berta non è frontiere e anche sollecitato da l'imperatore Basilio II, che si chiama come lui, è talmente un tercano che l'imperatore l'ha dato mandato di essere a suo servizio, ma in quanto cabimaccia di sua armata, ma ad arrigusa perché lui proprio voleva a Crita, la di sentinella, e voleva andare a curare i limiti. È un bello simbolo di noi, di uno che cura i limiti, posto che il limite sappiamo tutto ciò che lo può rappresentare anche nell'immaginario. Dunque, e brudezze, dunque si vede che ello sadawate e c'è qui a iscrizione di tutto ciò che lo può fare da solo contro migliaia di cavalieri che vengono a combattere contro ello sterpa tutti solo. Dunque corpo, un è pochi corpi e spade e non se ne parla più. Allora, dopo a suo basso guerriero, mi sono messa a parlare di storia d'amore, perché è una bella storia e ci sono proprio descrizioni magnifiche. Vi parlava di le uvrade, ma a un momento dato c'è un canto che si chiama O Giardino e proprio in un libro ci sono passi magnifici, descrizioni magnifiche di questo paradiso naturale anche di un Mediterraneo, con tutto ciò che l'uomo contiene, animali, vegetali, il mare, il fiume, eccetera. Dunque, è appena l'Eden, biede. Dunque, si comincia a parlare d'amore con il desiderio, è un numero 4 e poi dopo quando voi interesse di ciò che ho detto vi risonerà. Dunque il desiderio è su basso di gioventù quando si sveglia si scedono i sensi e che noi ci innamoriamo e che è così perché non possiamo fare altro. Su desiderio ad portare a Basilio Arabi a sua compagna che diventerà sua moglie, ma di sicuro Basilio è considerato dall'ortodossi come il figliolo di un musulmano, come un barbaro. E
a mamma di Azidela ha da domandare ai suoi figlioli e a un marito, d'andare a recuperare Azidela rapida e c'è un lamento di mamma che domanda lei andata a cercarla chi è stata rapida da pagani infami. Biete, ci dicono sempre il paganismo. Dunque, su pagano infame seria o di Genisse. Ma il problema è che ella si è innamorata e che quando ella vede giunge i cavalieri, 1000 cavalieri che vengono a cercarla, ha da lì a uso futuro sposo, io ti tengo caro, ora giungono a cercarmi, ma io mi voglio stare con te. Allora, per piacere, tomba quale tu vogli, ma risparmia o Moabu e i miei fratelli. E allora gli dice, non ti inquietare. Direte come le cantato la fare. Dunque, Ello ha da combattere 1000 cavalieri, ci va solo, tranquillo, sterpaduti, e dopo c'è un uomo che giunge, ambiendo che un po' fa nulla contro questo, e l'uomo giunge, dunque Ello, rispettoso, va a trovare l'uomo. Bon, prima c'è un basso con i fratelli, quando lui faceva là da cavallo appena così, scuzzula appena, quantunque, e gli dice, bon, allez, vi lascio la vita perché chi, si dei fratelli. E l'uomo è assai rispettoso, dunque si inginocchia e dice, ecco, io sono innamorato di vostra viola e gli faccio capire che l'ha piuttosto interesse a essere d'accordo. Ma è vera, e proprio si risente così, perché è girato così il testo, vede? Gli faccio capire proprio che lui è un uomo forte, che un uomo così potrebbe essere interessante anche da bello come amico piuttosto che come nemico. E l'uomo dice di sicuro un binchiedade, pia demo viola e siamo amici. E approntano le nozze, dunque sono marita e dunque qui c'è la consento di un basso che vi diceva, dopo approntano le nozze, allora qui c'è tutta la descrizione di ciò che gli va e non deve usare castello per le nozze, dunque giungono tutte le donne, allora lampano fiori, vanno corteggi, infine di un affare magnifico, c'è tutta la descrizione proprio di un rituale, di un matrimonio in un castello. Dopo Berteno, dopo le nozze, allora Berteno e la crita come un'amica lasciato la sua funzione di sentinella si porta a moglie con ello, non le frontiere, e la usa vita per amore. E poi hanno pensato a farsi una casa. Dunque qui hanno giunto tra due con la sua scorta a non risponde di le uvrade, giusto appunto, e di qui che vi parlava di questo fiume che è proprio un fiume paragonato a un fiume celeste, si può dire così, e con un logo paradisiaco, non so se lo si dice così, ma infine che pare un paradiso e che si assomiglia a un Eden. Vedrete quindi la descrizione in della canzone si vedeva che c'è di tutto perché l'uomo si sente proprio in paradiso. Dunque, intanto mettono una tenda e poi hanno cominciato a costruire il suo palazzo. Allora, voi andate a vedere anche su YouTube, abbiamo fatto i video. L'avete visto i video d'Orlando? Furioso, non ti dico. Dunque, abbiamo fatto con Orlando Furioso, abbiamo filmato tutti i pezzi, dunque, ma Orlando ha immaginato che io era tempo a cantadora e a tempo una che faceva pulizia,
prima di cantare, dunque sono un'altra donna che sono gelosa e a cantarina. Dunque, e qui allora scombattono, dunque parlano, ogni volta presentano la canzone ad una certa maniera. Dunque, qui, quando c'è nozze, dimettiamo io, dunque sono tracciava a polizia, e Orlando è invitato a nozze, e giunge e dice, bon, allora, mo cappello, a Berta, di andare, di genisse, mi ha invitato a te, no? E ho detto, no, a me no, ma non capisco mica, perché quella, voilà, a cantadora d'andare e io no, perché so io che ho scritto tutte le canzoni, non capisco mica, fino un affare tra risa e serio e che può essere droit a YouTube. Dunque io rede, a tempo faccio a scema e a tempo faccio a cantarina. Allora, dunque, il giardino, il castello di una meraviglia. Dunque, di sicuro è tamanto, assina ho detto che di noro. Dunque, immaginate appena. E poi dopo, su castello, allora hanno cominciato a invitare i amici, a fare feste, come dei film. E qui, un giorno che lui riceve tutta la nobiltà e tutte le gente venute da tutti questi paesi di un Mediterraneo, pigliano un bagno, lo piglia un bagno ialato con i ospiti e infatti si da droga male, ad abbia una buntura e sa d'amore. Ma finisce mica così, perché è un cubeggio. Dunque, lui si muore e allora muore appena come Alexandre le Grand. Bien, Alexandre le Grand a sua morte di appena così, si bia una buntura e si fine. A manco che non sia stato avvelenato, non so mica, perché c'è sempre l'ambiguità di noi di beta e morte. O Eleno dirà assai usato all'ebiga e a moglie che dirà sempre scema berello, domanda a Dio, don la galuberte così per via che ella un po' era mica gampa, senza l'amore e la sua vita, e domanda a Dio e si muore anche ella. Dunque, l'ultimo canto si chiama Che io muoia e parla dunque di a morte, di a moglie, a sposa, di la crita. Dunque, Ecube per sa vola, ecube su ciò che ha fatto. Forse ha appena sbiato, ma mi sono fatta piacere e conto una bella storia e mi appoggio proprio nei desti. Allora, certi desti sono corso, la giornata io mi sono ispirata di un passo come quello io lamento, ho fatto una specie di lamento tradizionale, guardando il testo, viendo ciò che l'ha detto, ha adattato qualcosa a modo mio. Dopo già i testi che ho dato in italiano, perché chi volia va di noi una produzione in cui si potessero sentire corso italiano e bierede che quando ho sentito il disco, su questa questione di due lingue non si pone manco, perché c'è un villa di Uganto e infatti capite tutto, un bidomandate mica di corso di italiano, no, la gade villa e ci sono di pezzi in due ho messo corso e ha incrostato italiano dentro. Ecco, dunque di un misto riflettuto, ma Nicola, ci puoi passare un pezzo che io muoia, le dernier, s'il te plaît. Comme ça, on leur fait écouter un peu. Che io muoia prima di lui e che mi lasci l'anima, che io non lo veda, disteso e morto senza voce, e che non veda le sue mani bella data prodezze, legate in forma di croce, e suoi occhi serati. Concedimi che io non veda questa immagine, tu mio Iddio, mio fattore, a cui tutto è possibile in questo mondo. Dio, a te sia gloria, tu che tutto disponi,
che io nell'anima non rega, un peso insopportabile. Così ne fu la fine di due innamorati, a tempo si non dono e core se augiata tra gemiti e sospiri, tra gemiti e sospiri. Giunsero all'Oriente i più grandi signori, Cappadocia e Carsiani, Tarsi, di Mavroniti, di Baghdad e de Med, di Aran, di Babilonia e di tanti paesi. Quale ne può contare somme di dolore, stare taini lamenti di uomini sconsolati, quale po' di pianti di tante donne afflitte, di giovani venuti all'udau all'ore, sepolti isolamenti per secoli e secoli, che mai hanno fine, che mai hanno fine. Che io muoia prima di lui e che mi lasci l'anima, che io non lo veda, disteso e morto senza voce, che non veda le sue mani per la data prodezze, legate in forma di croce, e i suoi occhi serati. Concedimi che io non veda questa immagine, tu mio Iddio, mio fattore, a cui tutto è possibile in questo mondo. Dio, a te sia gloria, tu che tutto disponi, che io nell'anima non rega, un peso insopportabile, che io muoia prima di lui, che io muoia prima di lui. Bello. Allora, parliamo 5 minuti a musica, dopo se avete domande. A musica, dunque Antoine Leonelli di Elo che mi accompagna con chitarra, mandoline, mandola, basso, ha fatto tutti questi strumenti a corde e ci sono piccole percussioni di noi che sono magnifiche, che di Loic Pontieu che è vage. E dunque, qui a musica, dunque abbiamo bigliato partito, dunque abbiamo fatto le melodie, l'abbiamo mandata a Antonio perché lui avesse la conciamenti. E abbiamo partito di va appena un giro in un Mediterraneo con le nostre musiche, ma introducendo appena, qui c'è appena i folk, ma c'è di noi si sente un Mediterraneo. Dopo ci so che abbiamo voluto andare di noi a cercare un modo antico che non esiste più, fine, che un modo lo esiste, ma a Vrigia, che dirà, non so mica se la Zidro a Gui, a Vrigia, on si vede mica, mais la Frigie, donc c'était un paese che aveva un modo musicale, che si chiama un modo vrigiano, e che mi ha adobrato a Nanta un pezzo, non so più qual è, credo che dia l'amore. Voilà. Donc, die uvato diseguida noda noda, a oggi seguida e noda di un strumento. E qua, dunque, una maniera di cantare appena particolare, ma mediterranea. Dopo c'è appena si sentono di noi accenti spagnoli. Volevamo sentire un'altra. Quella di per farvi sentire un modo appena un'aria appena più ispanica. Tu me mets Nicola Pepiege Adré e brudezze di lacrita
credo che di qui. Voilà. Tu mets un peu plus fort, s'il te plaît. O cavallo sbullazzao allegro, cue quattro zampe giunte in un solo punto. Paria proprio un inganno, chi si stava così fermo e culo a piccoli passi saltitando. Uso trottero un volo a raso e a terra, uso trottero un volo a raso e a terra. Un sorriso di gia, un piacere di l'emmiro, pod un colpo in sprone ne pioppe un campo, mugiando come un'agola, fiscando come un drago, rugiando come un leone per vincere la battaglia, rugiando come un leone per vincere la battaglia. E sta lotta durò, cari più che più, e sta lotta durò, cari più che più. Quello rese i colpi di betto senza trigà, incrociano e lance tra due accaniti, senza bu e turba l'arditezza d'ognuno. Tanto dopo e sciabule ne un sena e mani, tanto dopo e sciabule ne un sena e mani. Questa lotta durò, oh cari più che più, le godie montagne, Urion, e sere, dicevano sangue chi bagnava a terra, dicevano sangue chi bagnava a terra. Questa lotta durò, cari più che più, e sta lotta durò, cari più che più. Allora, se avete domande, non ta musica, non ta udesto, non ta... Ecco. E chi sa l'impressione comunque che tu lavori nell'interno, non eri, ma oggi no, oggi che si parla tanto di Mediterraneo, beh, si vede che si riallaccia la storia ieri a oggi. E quando lo si vede, giusto appunto ciò che lo può fare, l'acconciamento di un italiano con il corso, avete inteso? Adesso oggi non si vede nessun sbaglio. Eppure, bon, vabbè, perché tu hai 100.000 donne e talenti, ma quantunque c'è una facilità, c'è una
comunanza, diciamo, che non è mica solo una comunanza di lingua, non è mica solo una lingua come in relazione con il ladino, di noi in relazione con la terra, con la cultura, come tu dicevi prima. E d'altronde quando si vede che c'è un paese di Corsica, un luogo di Corsica che è candidato per rappresentare l'Europa, si capisce ciò che è l'Europa quando si vede questo, perché c'è una specie di sgullimento. L'Europa pensiamo come l'Europa diciamo come si è fatta a poco attraverso diciamo, i 2 secoli passati, ma infatti si vede che l'Europa è passata diciamo a manca quando si guarda, e ora si vede che la volta a diritta e chi voltando a diritta volta a ciò che lei era. Ai Raighe. Mariangela, ti è piaciuto? Bene. Mariangela ha sempre qualcosa da dire. Ti ringrazio. No, ciò che io ho rimarcato più è che ho lì per parlare ai giovani di darmi e i temi che ti hai trattato, perché l'avevi parlato, si ritrovano, per esempio, in Game of Thrones. A me mi piace, sai, sempre se riverenze di Game of Thrones, sta famosa serie, e la critas, di storia d'amore che li seguita. Donc, è possibile che de urte, quando non demon dell'antichità ci va appena per ora, per fare vine, non è che ciò che noi abbiamo è costante di un tempo. E questa la vi ritrovo anche in un anziano disco, e mi piace assai perché ci va sempre vedere, e l'ultima... No, aspetta, allora non tu dirà di un'altra dimostrazione che ti hai fatto, e c'era di noi un affare che dirà eterno. Perché chi l'amore è eterno, e perché queste tematiche si ritrovano, e dunque che tu riesci ogni volta a fare che l'antichità sia così odinca in delle idee che hanno educato a gioventù, e di un affare che mi piace sempre, voilà, di te, ti ringrazio. Ti ringrazio. Zidelle, volete dire qualcosa? Impressione, mi è piaciuto? È da ascoltare il disco in casa, no? Allora... abbiamo finito, vi ringrazio, bella ascolta per essere stati qui, e poi ci troveremo un'altra volta. La prossima volta si parlerà di una produzione che abbiamo fatto con Stefano Casalta. Infatti di originale di noi, posto che di un disco, ma di un disco dove abbiamo invitato i poeti di un Mediterraneo. Si sente o catalano, si sente o sardo, si sente o italiano, si sente o genuese, si sente o corso. E dunque Stefano ha messo una musica per accompagnare tutto questo, e bisognerebbe che di noi qualcosa che si ascolta così, e con piacere, e che qua ci si parla di noi, di tutte queste lingue. In fin di conto non so manca appena, non cerchiamo manca a capire, perché ci l'abbiamo portata la sua musica, e ci riconosciamo sempre anche noi in queste lingue che sono lingue del nostro Mediterraneo. Ecco, dunque vi ringrazio, e alla prossima volta. Erami giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti paroli a cristallo, un sogno cittadella, un buli a stanciare, un'idea zitella di tempi fa.